questa sera si gioca per la 10ª giornata qua al Palahockey di Forte dei Marmi. Partita, Giulio, molto importante, intanto perché in caso di vittoria il Forte dei Marmi si sgrollerebbe, fra virgolette, di dosso il Follonica mandandolo a -5, ma da parte del Follonica c'è sempre la speranza di superare posizioni in classifica. Eh sì, perché è chiaro che in un campionato come questo, in cui appunto basta una sconfitta per passare dal primo al quarto posto, e può succedere di tutto. Attenzione, Federico Pagnini per Banini, Banini all'indietro, c'è Paghi, il missile di Paghi è un gol mostruoso, piazza la sfera là dove nessuno può arrivare, fa l'1-0 per il Follonica, cerca un compagno per lo scarico, al centro la sfera di Casas che poi va a riprendersela, la mette al centro, eccola! La stecca magica di Casas appoggia una palla d'oro per la fantasia strepitosa di Burgaia. Platero si allarga, poi non forza il tiro, appoggia per Ambrosio che fa la conclusione. Ambrosio, la botta da fuori, passa fra una selva di gambe, riesce solo a rallentarla Menichetti. 2-1 quando mancano 4:25, non gli riesce, fraseggiano i due, ancora per Cinquini. Cinquini avanza, supera l'avversario, poi no! Cinquini fa il Petrocil, ha superato tutta la difesa, ha messo a sedere il portiere Menichetti e l'ha messa sul palo lontano, e queste sono giocate che non vengono dal niente. Ancora Ambrosio, cerca di farsi largo Burgaia, incrociano i due, la pallina è per Platero, si allarga, missile di Platero, murato, sfera che rimane lì, la dà in profondità per Paghi che va al tiro, al gol, mamma mia, contropiede ficcante Paghi che tira una botta di prima intenzione dopo soli 34 secondi e riporta tutto in discussione. 3-2 per il Forte dei Marmi, gol monstre di Paghi. E il Forte dei Marmi, nonostante che Bresciani dalla panchina inviti ripetutamente a rallentare e ragionare, continua a concedere tutti quei contropiedi che invece nel primo tempo non ha concesso in questa quantità al Follonica. Per di più c'è il fatto che quando arriva avanti, è successo due volte negli ultimi minuti, cercano il passaggio di troppo, insomma quando si arriva con 3 passaggi davanti alla porta forse magari si può evitare, cioè 2 passaggi si può evitare il terzo, perché è chiaro che la difesa poi si piazza, e quindi in 2 circostanze, intanto in rete di Burgaia, un tiro violentissimo che porta, letteralmente sposta il guantone di Menichetti e entra in rete. Paghi ancora sulla fascia destra, cerca un compagno, lo trova in Banini, poi subentra Ambrosio, alla meglio, finisce a terra. C'è il 10° fallo per a carico del Follonica, parte Ambrosio, il palo di Ambrosio, la sfera recuperata da Cinquini, rilanciata ma c'è la trattenuta vistosissima, il blu a Paghi. Casas davanti a Menichetti, la piuma di Fenice è Martì, Potter Casas fa 5-2, 22 secondi, grandissima prestazione dei ragazzi di Gigio Bresciani, fa il bello e il cattivo tempo, poi viene agganciato da Paghi e c'è il cartellino blu al 24:50. Burgaia, eccolo là, abbiamo detto in più di un'occasione che Burgaia rappresenta la fantasia, il potere, e anche stasera sigla la terza rete personale, fa 6-2, un grandissimo Forte dei Marmi che, da quanto si è sentito fino a questo momento, potrebbe anche essere in vetta alla classifica. Giulio, Forte dei Marmi quindi vittorioso, che ora aspetta il risultato finale da Lodi. In caso che anche finisse in parità, il Forte dei Marmi sarebbe in testa alla classifica.